Assolutamente inaccettabile che lo statuto che era stato approvato all'unanimità sia stato in qualche modo sporcato da un voto solo di maggioranza e come consiglieri dell'opposizione abbiamo una possibilità, quella di richiedere un referendum su questa materia. Sono arrivati a 7 firme di consiglieri regionali. Ne mancano 4 perché si possa indire un referendum contro la modifica di statuto regionale che introduce dalla prossima legislatura l'incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere. Assessori esterni, sostengono dall'opposizione, significa sostanzialmente 10 consiglieri in più, non eletti e con maggiori costi per la collettività. Ad aderire alla proposta lanciata dai consiglieri regionali del coordinamento 2020 Piero Ruzzante, Patrizia Bartelle e Cristina Guarda, il Movimento 5 Stelle. Abbiamo sostenuto la proposta lanciata da Piero Ruzzante e dal suo gruppo di chiedere la firma di un quinto dei consiglieri regionali al fine di poter proporre un referendum in modo che siano i cittadini a scegliere se vogliono avere maggiori costi per la gestione del Consiglio regionale e quindi avvallare la proposta di Zaia che è quella di aumentare di 10 consiglieri il numero appunto dei rappresentanti in Consiglio regionale del Veneto. Secondo Veneto 2020 e Movimento 5 Stelle, con la modifica allo Statuto regionale si è rotto l'ampio patto costituente del 2012. Per questo la parola deve tornare ai cittadini. Per questo serve un referendum confermativo delle modifiche. È un peccato perché nel corso di questi anni avevamo lavorato per la riduzione dei costi del Consiglio, per la riduzione del numero dei consiglieri. Sono 10 consiglieri in più di fatto, assessori, che vengono attribuiti alla maggioranza. E su questo, come consiglieri dell'opposizione, chiederemo che i cittadini possano esprimersi.